Due ladri muniti di tubi di gomma e tani che hanno fatto irruzione nel cantiere delle scuole Brustolone in via Einaudi a Parè di Conegliano. Poi hanno iniziato ad aspirare il gasolio di un escavatore. Peccato che in quel momento in zona stava transitando una pattuglia dei carabinieri. I vampiri del gasolio sono stati bloccati dai militari dell'Arma. Si tratta di due 59enni del Coneglianese. Per loro è scattato l'arresto per tentato furto aggravato. I due ladri sono stati rimessi subito in libertà in attesa dell'udienza che dovrebbe tenersi tra un mese. Ma non è tutto, perché nei giorni scorsi si è conclusa l'indagine dei carabinieri di Vittorio Veneto che hanno identificato e denunciato per furto aggravato un sessantenne. L'uomo, la notte del 19 novembre 2023, ha messo a segno il colpo. Dopo aver individuato un autocarro parcheggiato lungo via Follina, ha estratto la bellezza di 250 litri di gasolio. Non solo, perché nel farlo ha danneggiato il bocchettone e il serbatoio del camion. Gli investigatori sono risaliti al sessantenne grazie ad alcune testimonianze e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso l'uomo al lavoro. Il sessantenne, già conosciuto alle forze dell'ordine per episodi simili, ora è stato denunciato per furto aggravato. La ditta di Cittadella, proprietaria del furgone, ha subito danni per circa 1.000 euro, oltre a 500 di carburante sottratto, la stessa somma per i danni provocati al mezzo.